349 nuovi positivi nella Marca nelle ultime 24 ore su 1437 nuovi casi registrati in Veneto. Poco meno di un quarto delle persone che oggi sono state infettate dal Covid vivono in provincia di Treviso. Il virus circola e ci si infetta ovunque, anche nei luoghi ritenuti fino a poche settimane fa più sicuri, le mura domestiche. L'ultimo focolaio è quello derivato da un pranzo in casa nel Solighese. Nonostante l'ultimo DPCM raccomandi di non organizzare in casa cene, feste, compleanni con più di 6 persone, qui si sono già infettati in 15. L'ennesima riprova di come la maggioranza dei contagi avvenga tra amici e in famiglia, quando è più facile abbassare la guardia. Ma non finisce qui, c'è il nuovo focolaio nella casa albergo dell'Isra e poi le scuole. Solo oggi sono 5 le nuove classi in quarantena per il riscontro di più casi positivi e altre 9 nelle quali, essendoci solo un alunno positivo, i compagni continueranno a frequentare le lezioni. Il virus corre e diventa sempre più complicato tracciare i contatti a fronte di un numero altissimo di tamponi effettuati dall'ULSS 2 di giorno e da ieri anche di notte. Abbiamo fatto solo ai drive oltre 3.300 tamponi. Durante la notte abbiamo aperto l'ambulatorio notturno, il cosiddetto ambulatorio che va dalle 20 di sera alle 7 di mattina, abbiamo fatto 102 tamponi e quindi di conseguenza, facendo tanti tamponi più quelli che facciamo nelle case a riposo. Ricordo a tutti che da quando abbiamo iniziato con i drive-in, quindi verso il 20 di agosto, siamo arrivati a quota 100.000 tamponi. Quindi ovviamente in una situazione dove il virus è ubiquitario, c'è ormai dappertutto, è dimostrato, c'è in tutta Italia, il sistema tracciante che sta attuando il Veneto porta evidentemente a focalizzare su molti casi. Il sistema ospedaliero comunque tiene, sottolinea il direttore generale, raccomandando a tutti di adottare in questa delicata fase comportamenti improntati alla massima cautela anche nel privato. La macchina dei tamponi funziona a ritmo serrato ed il sistema ospedaliero dell'ULSS 2 si è attrezzato a fronteggiare questa seconda ondata. Abbiamo, come da indicazione della Regione, fatto i lavori per potenziare soprattutto le semi-intensive, quindi dove il paziente ha bisogno di una ventilazione importante, con volumi di ossigeno importanti, e le terapie intensive. Siamo pronti, incrociamo le dita, speriamo che queste poi non si riempiano mai.